questo è uno spazio in realtà che verrà gestito dal grande Andrea Poddighe. Però quest'oggi, visto che Alberto Cocco scriverà poi tutte le domande, sarà l'autore poi di questo spazio, insomma oggi tocca a me. Cioè tu prendi il posto di Andrea. Sì. Lui è più carino però, ti devo dire la verità. Sì. Cioè sei d'accordo? Assolutamente sì. La legge del contrappasso, hai intervistato un sacco di persone nella tua vita e adesso proverai cosa vuol dire Sì, stare sotto pressione. infatti non volevo farla. Sta cosa però la facciamo, dai. Facciamo? Allora, via. Sei pronto? Facciamo un Mamma applauso mia, a Paul. mamma Non l'ho mia. mai visto così emozionato. Va bene, dai, va bene. Ok, dai. Pronto, velocissimo. Mamma mia. Adriano Celentano giura che la situazione non è buona. La tua com'è? Eh sì, ma questa è la battuta che ha fatto anche Leandro prima, il Sì. lavandino, tutte Va quelle bene, cose. ok. Però speriamo che la situazione di questo spettacolo poi vada a finire bene, nel senso che piaccia al pubblico. Sei più ribelle o sognatore? Sono un ribelle che qualche volta magari torna a casa e magari sogna. La tua grande autostima vince le tue paure o crea quelle degli altri? Oh, veramente che ognuno si tenga le sue paure. Scivoliamo un po' sul privato. Vivi con una ragazza molto carina, perché la nascondi sempre? Bella domanda questa, ma non è che la nascondo, è lei che si nasconde da sola, anzi la saluto, ciao Francesca che ci sta guardando da casa in questo momento. Il tuo successo nasce da un grande lavoro e pochissimi aiuti esterni, questo ti è dovuto. La cosa ti suggerisce più rabbia o più orgoglio? Mi suggerisce rabbia e anche orgoglio. Rabbia e anche orgoglio. Facciamo scendere... Sto andando bene? Sì, magnificamente. Allora, facciamoti scendere in campo. Sei il nuovo governatore della Sardegna, devi promulgare 3 leggi nei primi 100 giorni. Mi viene in mente allora una legge... Bella domanda pure questa. Su, ritmo ragazzo. Finora sei stato velocissimo. Una legge che rilanci lo spettacolo, per esempio. Un'altra che aiuti gli agricoltori. Potrebbe essere... Si è scritto le risposte? Mi ha rubato le domande? No, io quindi ho scritto veramente la scaletta. Va bene, dai, ci fidiamo. È una terza... Aspetta che leggo qui. Vediamo un po'. E poi assistenza a casa per i vecchi che sono soli. Mi hai fregato le domande, ci avrei giurato. Mi sono distratto un attimo, l'ho visto armeggiare intorno alla mia valigetta. Faresti il concorrente di un reality nazionale? Che so, Isola dei Famosi, la tal. Isola dei Famosi no, perché non sono famoso, però sicuramente... Sei lievemente ingrassato, ma poseresti per un calendario a scopo benefico? Vestito o nudo? Nudo, naturalmente. Posso pensarci? Sì. Grazie. Dopo Polbar e Die Pro Die, l'altro programma di successo in onda su questa rete, hai già il colpo in canna o stai preparando, stai creando il nuovo progetto e ancora hai solo un embrione? Ho un sogno nel cassetto. Presentare magari qualche altra manifestazione con Giuliano Marongio, perché quest'estate ci siamo trovati troppo bene. E mi ha insegnato anche tanto, devo dire. Ti devo chiedere un'altra cosa, perché sei sottovalutato in un senso. Tu sei stato un grandissimo talent scout, hai lanciato un sacco di gente, ma almeno avrai un rimpianto, uno solo, uno che avresti voluto lanciare e che non ha avuto il successo in Sardegna che meritava. Nome e cognome. Paul De Santi. Avresti avuto bisogno di uno come te. Ma tu pensa se non ci... Allora, quando io ho iniziato, ma penso anche Giuliano, ma anche Leandro, cioè non è che ci fossero tutti questi spazi, ce li siamo coltivati e magari ci fossero dei Paul De Santo o dei Giuliano Marongio, insomma, che danno visibilità e danno la possibilità agli artisti di farsi conoscere, farsi vedere. Poi parliamo un pochino di questa TV. Questa è una grande televisione che rappresenta la Gallura. Per catturare audience, secondo te è meglio raccontare la mondanità della Costa Smeralda o i problemi quotidiani della nuova provincia? Secondo me sarebbe giusto dare spazio alla Sardegna tutta e quindi parlare di quella che è la nostra isola, non dimenticando tutto il resto che ci circonda, che ci fa crescere. La musica è al centro dei tuoi progetti artistici. Nel tuo Polbar, secondo te è meglio creare un prodotto di nicchia, cioè un prodotto musicalmente ben identificabile o ospitare un po' di tutto? Secondo me il Polbar, nello specifico, credo che sia un programma che deve ospitare un po' tutto, perché tutti devono comunque avere i loro spazi. Se fai un prodotto di nicchia dobbiamo
non dobbiamo dimenticare quanti abitanti siamo in Sardegna e questo è importante. A proposito di ospiti, ne hai intervistato tantissimi in questi anni. Qual è il nome che ancora non sei riuscito a catturare e che vorresti strappare via? Chi vorresti qui che ancora non hai intervistato? Nel panorama isolano. Ah, nel panorama isolano, Sì. perché stavo pensando a Michael Jackson, veramente. Vabbè, No, vai, grazie. nel panorama isolano mi piacerebbe, non so, mi sa che sono passati quasi tutti, però mi piacerebbe ospitare, mi piacerebbe fare, un giorno l'ho fatto a Sassari con uno spettacolo che facevo che si chiamava Sassari in teatro, televisivo, avevo fatto una pazzia, avevo organizzato una serata dedicata alla musica classica, che tra l'altro fece anche grande successo. Mi piacerebbe fare una cosa magari col jazz, dedicare delle puntate proprio al jazz. Abbiamo E a tutti Paolo Fresu, Favatta. Paolo Fresu e tanti altri, certo, Favatta. Enzo. Ti posso fare un'ultima domanda un po' forte, un po' particolare? Non Tu troppo, sei libero di non rispondermi. Non è scaramantico, eh? Il segreto per morire bene. Come immagini il mondo dove riabbraccerai tuo papà? Grazie Alberto. Sicuramente Grazie bello, a tutti voi. aspetta, sicuramente un mondo bello e gioioso anche. Senti, mi piace da matti questo spazio. Mi sa che non gliele scrivo le domande a Andrea, No, ma le no. faccio io la settimana prossima. No, mi avete messo in un momento di una situazione un po' strana perché non sono molto abituato a farmi intervistare. Così hai capito cosa si prova. Quando tu sei così disinvolto e gli altri friggono mentre tu hai il sorriso delle grandi occasioni. Grazie, Paul. Alberto Cocco, grazie.